Noi vogliamo la nostra terra. Riusciranno i favaresi a riconquistare la propria terra? Un video satirico che intende puntare l'accento sulla situazione vissuta da 800 persone, i cosiddetti abitanti di Favara Ovest, che in realtà sulle carte sono cittadini di Agrigento. Fermi! Trovate un accordo fra di voi e trovatelo in pace! Vi do la pipperia e la carcerale, che tanto sta crollando! E se vi sembra poco vi daremo anche la Valle dei Templi. Noi vogliamo la nostra terra. L'ideatore e regista è uno degli abitanti di Favara Ovest, Giuseppe Crapanzano, che intende sottolineare: se eravamo di Agrigento ci saremmo chiamati Agrigento Est, la nostra è una problematica seria, anche se paradossale. I confini tra le due città della provincia di Agrigento, il capoluogo e Favara, risalgono a più di 100 anni fa. Con l'espansione urbanistica i quartieri di Favara sono cresciuti a tal punto da sconfinare e con l'ultimo censimento di Agrigento, quello del 2011, sono stati riconosciuti e registrati come agrigentini, ma senza saperlo. Tutto esplode quando uno di loro va all'ufficio anagrafe di Favara per il certificato di morte del padre appena defunto e gli uffici gli dicono appunto che il padre non è favarese ma agrigentino. Ed ancora il fatto che esiste una via che riporta due nomi diversi: Ugo Lamalfa, nome dato dal comune di Favara, e Antonello da Messina, scelto invece da Agrigento. E nel 2016 gli abitanti si sono visti recapitare la Tasio 2 volte. Entrambi i comuni hanno chiesto loro il tributo. Insomma, tutto così assurdo da essere vero.